Consegnati i lavori per trasformare l'ex ospedale di Via Tenera ad Agrigento in sede universitaria e presentata offerta formativa. Il sindaco di Agrigento blinda Salleone nelle ore pomeridiane. Il primo cittadino di Raffadali chiude tutte le scuole, casi in aumento in provincia. Sconti del 30% sui biglietti aerei per i siciliani. La proposta diventa legge, a breve piattaforma online. La SEAP vince a Santa Teresa di Riva 3-1, nuovo incontro tra le due squadre sabato. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della consegna dei lavori per trasformare l'ex ospedale di Via Tenera ad Agrigento in sede universitaria ed è stato anche presentato il piano dell'offerta formativa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Consegnati stamani i lavori per il restauro e la riqualificazione dell'ex ospedale di Via Tenera per un importo complessivo di 6.100.000 euro, di cui già 2.600.000 euro erogati dall'Università degli Studi di Palermo. La rimanente parte dal Comune di Agrigento con fondi che rientrano nel programma Girgenti, che prevede una serie di importanti interventi per la riqualificazione della città. Un'ala del suddetto immobile è stata già ristrutturata ed è destinata a residenza universitaria. Il completamento dell'opera dovrà avvenire entro 30 mesi dalla data di consegna dei lavori. Stamani conferenza stampa di presentazione del progetto. Sicuramente questo è un traguardo importantissimo. Agrigento finalmente avrà proprio nel suo centro storico, nel cuore della Via Tenera, questo polo universitario, capite bene, un polo universitario è un polo culturale, ma anche un polo importante per la rinascita e la riqualifica del centro storico. Dal punto di vista economico anche gli esercenti ne potranno godere grandissimi benefici. Oggi diamo la consegna ai lavori, era una struttura che ospitava l'ex ospedale di Agrigento, poi si è stato trasferito in via Giovanni XXIII, ha ospitato poi una scuola e poi è rimasto per anni abbandonato. Adesso subito abbiamo finalmente concluso l'iter burocratico, chi prima di me naturalmente e poi anche noi, grazie all'Università di Palermo, e quindi oggi ci sarà la consegna dei lavori. È la conferma di un impegno, è un pezzo importante di una strategia più completa che si sta portando avanti da qualche anno. Noi stiamo rafforzando sempre di più la nostra presenza su Agrigento. Io parlo sempre più spesso di una Università della Sicilia occidentale insieme ad essere Università di Palermo, e questo perché Agrigento per noi è una parte importante della nostra offerta formativa, della nostra presenza sul territorio siciliano. Anche quest'anno partiranno 2 corsi di laurea nuovi e la ristrutturazione di un edificio importante in pieno centro storico ci dà ulteriori possibilità e ulteriori stimoli, quindi è un percorso in crescita. Per fortuna da 3-4 anni a questa parte abbiamo iniziato questo percorso che sta dando veramente dei frutti molto buoni. Ci sono anche novità per circa l'offerta formativa, ho saputo? Sì, partiamo con 2 corsi nuovi per il 21-22, quindi dal prossimo autunno. Rafforziamo andando su scienze motorie e su scienze della formazione primaria, quindi gli aspetti legati all'educazione, che già l'anno scorso avevamo portato lingua, avevamo portato scienze dell'educazione, si conferma una presenza importante. Sono già 7 corsi di laurea grossi, rilevanti. Oggi si segna una data estremamente importante nella storia recente di questa città e di questa provincia. Quello che molti consideravano un sogno, cioè ristrutturare i locali del vecchio ospedale di Via Tenera, è diventata una concreta realtà. Questo, oltre a rappresentare un esempio fulgido di stretta collaborazione istituzionale fra vari enti, vuole rappresentare, e questa è la cosa più importante, un momento di rivitalizzazione del centro storico, con la speranza che con l'auspicabile apertura dell'ala posteriore del vecchio ospedale da destinare ad una residenza universitaria si possa pienamente rivitalizzare un centro storico meraviglioso, in maniera da farlo diventare, come sono solito dire, il campus universitario del polo dell'Università di Palermo ad Agrigento. Cioè fare del centro storico non solo la parte vitale dei cittadini di Agrigento, ma anche la parte vitale di quella popolazione universitaria che ha scelto di venire ad Agrigento e che ci auguriamo possa crescere anche in funzione dei nuovi corsi di laurea che saranno aperti il prossimo anno e nell'anno successivo. Credo che sia il caso di anticipare, lo farà in maniera più adeguata, più opportuna
e più specifica il magnifico rettore dell'Università di Palermo, penso di poter anticipare che il prossimo anno partiranno 2 importanti corsi di laurea sul territorio non solo della provincia di Agrigento, perché è al servizio di un'utenza la più vasta possibile, quello in scienza della formazione primaria e quello di scienze motorie. Questi 2 corsi di laurea credo che offriranno nuove opportunità di lavoro, nuove opportunità di crescita e di sviluppo di una provincia che sul piano economico, sul piano sociale e sul piano culturale sta vivendo sicuramente un momento di difficoltà. Noi cerchiamo di fare il nostro dovere, quello istituzionale, di assicurare non solo formazione e trasferimento del sapere, ma anche lavorare a quella terza missione che altro non è che approfittare della componente formativa, del trasferimento della conoscenza e del sapere per realizzare una sinergia virtuosa con tutte le componenti di questa provincia. È stato identificato il secondo giovane che nella giornata del 20 febbraio si è reso protagonista di una rissa al piazzale Giglia a San Leone ad Agrigento. Si tratta di un 19enne di Favara che, come il 17enne identificato dai carabinieri poche ore dopo l'agguato, è stato indagato per lesioni personali aggravate in concorso. Fondamentali sono state le testimonianze non solo della vittima, il 25enne che è stato sfregiato al viso con un bicchiere di vetro, ma anche di molti passanti che hanno assistito alla rissa, raccontando ai militari particolari che sono serviti per dare una svolta alle indagini. San Leone off limits ai non residenti, è questa la misura prevista da un'ordinanza sindacale che, per evitare assembramenti nel quartiere balneare della Città dei Templi, prevede la chiusura al traffico veicolare nel weekend. Un mini lockdown dunque per San Leone che dovrebbe interessare l'intero quartiere in determinate fasce orarie. Chiuderemo il traffico veicolare per San Leone tranne per i residenti. Entro oggi faremo l'ordinanza, dice il sindaco Franco Miccichè. Secondo il primo cittadino, gli orari a maggior rischio assembramenti sono quelli pomeridiani e con molta probabilità saranno quelle ore della giornata che vieteranno ai non residenti per poter entrare a San Leone. Il sindaco si è detto costretto ad adottare questa decisione che lo stesso ha definito drastica. Il divieto di assembramento previsto con una precedente ordinanza sindacale è infatti servito, come dimostrato lo scorso weekend, veramente a poco. Sospese dal 4 al 14 marzo le attività didattiche in presenza nella sede centrale del liceo classico Empedocle di Agrigento. Lo ha stabilito con una sua ordinanza il sindaco Franco Miccichè, che ha accolto un'istanza in tal senso presentata dal direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, Vittorio Spoto. A determinare la richiesta dell'ASP è stato l'accertamento di 5 casi positivi di 5 alunni appartenenti alla stessa classe. Il sindaco ha già fatto effettuare una prima sanificazione dell'intera scuola e ne farà fare una seconda giorno 14 prima dell'eventuale rientro in classe. Il totale dei nuovi positivi ad Agrigento tra ieri e oggi è più 13, il totale in provincia è più 50, ma preoccupante la situazione a Raffadali, dove il sindaco ha chiuso tutte le scuole. Tra l'innalzamento dei casi si alza anche l'asticella delle richieste per accedere alla vaccinazione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sembra di essere tornati indietro di un anno, quando scoppiava la pandemia ancora la gente non era consapevole, i sindaci delle varie amministrazioni locali trovavano nelle dirette dei social il megafono per informare la cittadinanza di quanti casi di contagio erano avvenuti durante il giorno che quotidianamente l'ASP locale andava comunicando. Ogni primo cittadino si raccomandava di stare attenti, di fare massima prevenzione, di usare le mascherine, di disinfettarsi le mani, di non uscire da casa. Orbene, questo si sta nuovamente verificando dopo un periodo che sembrava che l'attenzione del virus si era un po' affievolita, incoraggiati anche dal vaccino che quotidianamente si pratica. Ma non è così. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, attraverso la sua pagina è tornato nuovamente a tonare, raccomandandosi con il solito tono forte e decisivo. Denuncia come nel giro di qualche giorno si sono verificati oltre 30 casi a Raffadali tra i giovani nelle scuole e provvederà quindi alla chiusura degli istituti scolastici pubblici uffici e quant'altro necessita. È il risultato della terza ondata del Covid-19 nella sua nuova variante inglese più veloce nella diffusione.
I risultati che ho avuto nelle ultime 48 ore, quindi negli ultimi 2 giorni in cui si è registrata un'impennata impensabile, imprevedibile, mi sta obbligando a prendere delle decisioni severe ma necessarie per il bene di tutti noi. Guardate che in questi 2 giorni abbiamo superato la soglia che nel nuovo DPCM di Draghi, che entrerà in vigore il 6 di marzo, è stata ipotizzata nell'arco di 1 settimana per chiudere le scuole e per prendere decisioni sulle attività commerciali. Questo risultato noi a Raffadali l'abbiamo ottenuto soltanto in 2 giorni. In 2 giorni ha avuto la positività, comunicata la positività dei nostri concittadini di oltre 30 soggetti. Tra l'altro molti di questi in età scolare e prescolare, quindi bambini. Molto presumibilmente si tratta della variante inglese, visto che ci sono molti bambini interessati e considerata l'alto tasso di contagiosità che abbiamo riscontrato. Il genoma di questo virus è stato trasmesso a Palermo, aspettiamo di qui a breve tramite il Dipartimento di Prevenzione il risultato. Però la situazione è molto preoccupante. In 2 giorni non ho fatto altro che ricevere telefonate di soggetti che avevano effettuato il tampone in laboratori privati, comunicazione dell'ASP, comunicazione dei tamponi che stiamo effettuando noi. La situazione è preoccupante. Dobbiamo cercare di rivedere i nostri comportamenti che sono stati fino ad oggi improntati dal menefreghismo, dal qualunquismo, una libertà esagerata e una grandissima irresponsabilità. Io penso che sia arrivato il momento di dire game over, fine, basta. E uso questo termine perché fino ad oggi si è scherzato, fino ad oggi è stato un gioco. Oggi il gioco diventa pericoloso. Quindi sarò costretto da domani in poi a chiudere le scuole, sarò costretto a rivedere alcune decisioni per evitare assembramenti davanti alle banche, quindi le banche dovranno prendere gli appuntamenti con i propri clienti e non voglio vedere nessuno sui marciapiedi, così pure nella posta, così pure negli esercizi commerciali, in cui domani con l'unità di crisi prenderemo delle decisioni rigide in base ai metri quadrati che hanno, in base ai sistemi di areazione che ci sono nei locali, in modo tale che l'accesso deve essere contingentato e fatto in modo corretto, evitando che ci siano contatti tra persone. Non è più possibile andare nelle visite di lutto. Mi hanno raccontato delle scene incredibili. Tra l'altro senza utilizzare il dispositivo di protezione individuale che sono le mascherine. Quindi sono stati degli atti che sono stati definiti dalle persone che me le hanno raccontate criminali, perché non dipende dalla vostra vita. Se voi avete il virus e siete asintomatici, potete uccidere altre persone e ciò non è possibile. Oggi la mia richiesta cambia atteggiamento. Utilizzerò il verbo chiedere come lo utilizzavo nei latini con il verbo querere, chiedere per ottenere. E state attenti che io riuscirò nel mio intento. Io avevo già qualche presentimento, è da qualche giorno che le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Lo so perché molti titolari dei bar mi hanno telefonato tra ieri e oggi. Domani verranno ulteriormente intensificati. Domani verranno tutti sanzionati. Domani coloro che hanno fatto delle feste nel fine settimana scorso prenderò io personalmente con il comando dei vigili urbani le dichiarazioni e verrete sanzionati. Non ce ne sarà per nessuno. Domani non guarderemo in faccia a nessuno, perché non si tratta della vita di ognuno di noi, si tratta della vita di un'intera collettività. Vaccini per tutti i disabili, non solo per i gravissimi.
Ad affermarlo in un suo comunicato il presidente della commissione all'ARS, l'onorevole La Rocca Ruvolo, che manifestando apprezzamento per l'avvio della campagna vaccinale anti-Covid in favore dei soggetti disabili gravissimi, chiede al governo regionale di somministrare già in questa fase le dosi di vaccino anche a tutte le persone con disabilità e ai familiari che se ne prendono cura. Con un atto di indirizzo, continua il presidente della sesta commissione, l'onorevole La Rocca Ruvolo, sulla campagna vaccinale per i soggetti disabili e le persone fragili che sarà discusso in Commissione Salute dell'ARS, avevo già chiesto all'assessore Razza di inserire i disabili tra le categorie prioritarie da vaccinare. Intende impegnare l'assessorato per la salute a prevedere l'avvio del percorso di prenotazione e conseguente somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid anche ai soggetti, ancorché che non percettori mensilmente dell'assegno di cura in quanto disabili gravissimi, comunque affetti da forma di disabilità e di particolare fragilità che sono state fatte oggetto di provato accertamento clinico diagnostico e alla categoria dei caregivers. E sempre in merito di somministrazione dei vaccini, in una nota stampa il presidente del Movimento Civico Giuseppe Di Rosa afferma come da giorni ormai in tutta l'Italia si sta procedendo alla vaccinazione del personale in servizio nelle carceri italiane che prestano attività lavorativa anche in minima percentuale di personale amministrativo. Solo ad Agrigento, per Di Rosa, afferma come da notizie assunte dalle altre realtà si sta procedendo alla vaccinazione di personale di polizia penitenziaria e di detenuti, non tenendo assolutamente conto del personale amministrativo, che qui in città conta di appena 30 unità. Presidente, Agrigento come sempre si distingue, afferma Di Rosa nella sua lettera inviata a Nello Musumeci. Con la presente le chiedo di voler intercedere sull'ASP agrigentina e cercare di capire come mai in tutta la penisola si stanno vaccinando anche dipendenti amministrativi, ad Agrigento no. Cercate quindi di far capire al dirigente che ad Agrigento non sono, anzi non siamo figli di un Dio minore. Il Comune di Agrigento ha istituito un numero di assistenza per quanti vogliono fare i vaccini ma non hanno i mezzi tecnici o la conoscenza per accedere ai sistemi telematici dell'ASP. Per volontà del sindaco Franco Miccichè è stato istituito un servizio telefonico al quale gli utenti interessati possono rivolgersi telefonando i numeri 0922 590286 oppure 0922 20 27, declinando le proprie generalità, il codice fiscale, la tessera sanitaria, il medico curante e naturalmente l'indirizzo. L'impiegato del comune farà la prenotazione online per andare a fare il vaccino e la polizia municipale gli porterà a casa la prenotazione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui deve presentarsi. Al via le procedure per le agevolazioni Tari, imposta pubblicità, IMU e TOSAP per i commercianti di Agrigento. A comunicarlo è l'assessore alle attività produttive Franco Picarella, il quale chiarisce che sono state avviate le procedure per l'assegnazione delle agevolazioni previste nei fondi perequativi destinati alle attività produttive colpite dall'emergenza Covid. Picarella continua affermando come beneficiari sono i titolari di utenze non domestiche delle bollette Tari 2020, tra cui attività produttive, artigianali e commerciali, turismo, servizi, che è stata ridotta del 75% del coefficiente KD per la determinazione della quota variabile. Per l'imposta della pubblicità un credito d'imposta pari a 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020, a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie. È riconosciuto altresì, continua Picarella, a favore dei soggetti passivi di occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche che hanno subito la chiusura delle rispettive attività, un credito d'imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione pena decadenza entro il prossimo 31 marzo
È riconosciuto a favore dei proprietari che siano anche gestori di attività economiche, disponenti la chiusura delle rispettive attività di un credito d'imposta pari alla quota comunale dovuta all'IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare di categoria A10, C1, C3 e D. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione, pena decadenza entro il 31 marzo, sul sito internet del Comune di Agrigento. Saranno scaricabili gli avvisi e le domande di presentazione relativamente alle agevolazioni sopracitate. In Sicilia non è troppo preoccupante la curva dei contagi, dei morti o dei ricoverati, ma dobbiamo stare in guardia perché tutto può cambiare da un giorno all'altro. Queste le parole del governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Vediamo. È il comitato tecnico scientifico che determina le scelte della politica in un certo senso, o comunque stimola l'organo politico e di governo ad adottare le scelte. Noi guardiamo ai numeri, arriviamo il giorno dopo, come è giusto che sia. Oggi in Sicilia viviamo una condizione di non emergenza e questo in un certo senso rende più pericoloso l'impegno di ciascuno di noi, perché il calo di attenzione può determinare una riduzione della cultura della prudenza e della cautela. Godiamoci questa zona gialla puntando alla zona bianca, ma senza dimenticare che bastano 1 o 2 giorni di distrazione collettiva per tornare alle chiusure e noi non ce lo vogliamo e non ce lo possiamo permettere. L'indice di RT è credo allo 0,74, quindi siamo sostanzialmente a livelli assai bassi. È basso anche il tasso di ricovero in terapia intensiva, sta diminuendo per fortuna il numero delle perdite umane, ma tutto può cambiare da un giorno all'altro. Capisco la necessità di uscire il sabato e la domenica soprattutto, ma perché andare necessariamente tutti al centro e non godersi e riscoprire il fascino delle periferie? Ecco, se evitiamo di concentrare 10, 20, 30.000 persone in un'arteria stradale, noi possiamo benissimo scongiurare che il contagio torni ad aumentare. Questo è l'obiettivo al quale stiamo lavorando. Poi speriamo che Roma autorizzi tutti i vaccini possibili affinché si possa avviare e mettere in opera i 9 punti vaccinali che abbiamo pianificato nelle città capoluogo della nostra regione. C'è un filone siciliano nell'inchiesta della Procura di Roma sulla maxitruffa delle forniture anti-Covid. Guanti e altri dispositivi di protezione di scarsa qualità sarebbero arrivati non solo alla Protezione Civile del Lazio, ma anche a quella siciliana, con la sponsorizzazione dell'ex ministro Saverio Romano, che adesso è indagato per traffico di influenze illecite. All'esponente politico arrivò un bonifico della società al centro dell'indagine. Lui replica: avevo un regolare contratto di consulenza professionale. C'è il servizio. C'è un filone tutto siciliano nell'inchiesta della Procura romana sulla maxitruffa contestata alla società milanese European Network TLC. Guanti ed altri dispositivi di protezione individuale di pessima qualità sarebbero arrivati non solo alla Protezione Civile del Lazio, ma anche a quella siciliana, con la sponsorizzazione dell'ex ministro Saverio Romano, che adesso risulta indagato per traffico di influenze illecite. Il nome di Romano, ministro dell'agricoltura, nel 2011 compare infatti nell'ordinanza del GIP e in relazione alla rete di conoscenze su cui poteva contare l'imprenditore Vittorio Farina, raggiunto oggi dalla misura restrittiva degli arresti domiciliari. Sono consulente della European Network dal marzo 2020 con regolare contratto per mezzo del quale ho svolto regolare attività professionale, però fa sapere l'ex ministro ed ex parlamentare. La fattura citata dagli organi di stampa
stampa è del maggio 2020 e ha in sé sia la causale dell'attività medesima sia il riferimento al contratto di consulenza. Ho già esibito, continua ancora Romano, alla Guardia di Finanza che indaga sui fatti documentati necessari e dovuti riscontri. Risulta anche il nome di mia moglie, continua ancora, all'evidenza bancaria, poiché il nostro conto corrente è cointestato, mascherine, camici senza ed ogni certificazione destinati a rifornire il personale della protezione civile del Lazio nel corso della prima drammatica ondata di coronavirus. E questo il materiale oggetto dell'indagine della Procura di Roma, che ha portato agli arresti domiciliari di ben 3 persone. Nei loro confronti le accuse sono a vario titolo di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, relazione e traffico di influenze illecite. Il procedimento riguarda la fornitura di 5 milioni di mascherine e 430.000 camici. L'attività tecnica ha evidenziato il quadro relazionale di cui Vittorio Farina si avvantaggia nello svolgimento della sua attività di procacciatore di affari per conto della ENT SRL. Farina vanta, si legge nell'ordinanza, rapporti con personaggi noti come per l'appunto l'ex senatore Romano, soggetti per il tramite dei quali riesce ad avere contatti con pubblici amministratori che in questo periodo si occupano delle forniture pubbliche di dispositivi medici e di protezione individuale. Non ho avuto alcun rapporto né con la Regione Lazio né con il commissario Domenico Arcuri. Così all'ADN Cronos l'ex ministro Saverio Romano. La polizia tributaria aveva segnalato un bonifico senza causale, dice ancora Romano. Io ho fornito il contratto di consulenza, sono da 3 anni solo avvocato e la fattura dove è riportato il contratto e l'attività di consulenza, e conclude, ho pure fornito gli elementi cartacei dell'attività, quindi con causale. Finita l'avventura americana per Freddy Gallina, 44 anni, ritenuto killer della mafia e responsabile di 3 omicidi. Rientra in Italia dopo una battaglia per ottenere la sua estradizione durata quasi 5 anni. Vediamo. Ci sono voluti 3 anni per riportarlo in Italia dopo l'arresto negli Stati Uniti. Freddy Gallina è arrivato questa mattina all'aeroporto di Roma scortato dagli uomini dell'Interpol. 2 ufficiali del reparto operativo di Palermo gli hanno notificato 3 ordinanze di custodia cautelare. Il boss di Carini è accusato di aver commesso 3 omicidi fra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, quelli di Francesco Giambanco, Giampiero Tocco e Felice Orlando. Le indagini dei carabinieri coordinate dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca dai sostituti procuratori Amelia Luise, Roberto Tartaglia e Anna Maria Picozzi hanno ricostruito un film dell'orrore attorno a Freddy Gallina, un racconto fatto dal pentito Nino Pipitone, pure lui un tempo esponente del clan mafioso di Carini. Una vittima la uccisero con una pala, un'altra con un'ascia, un cadavere fu bruciato, un altro lo abbiamo sotterrato ma non ricordo dove, un giovane veniva considerato una scheggia impazzita nell'ambito della criminalità, un altro era ritenuto ormai un esponente dello schieramento perdente. Giambanco venne attirato in un tranello da Giovanni Cataldo, morto suicida negli anni scorsi, dietro al cimitero di Carini dove c'è un deposito di materiale edile. Sono queste le parole di Pipitone appena arrivato. Io e Gallina uscimmo allo scoperto, lo afferrammo per le mani e per i piedi, lo portammo nel deposito. Cataldo lo colpì alla testa con un attrezzo da lavoro. Quando Giambanco cadde a terra gli scivolò una pistola, ricordo che era una 357 Magnum cromata. Se la prese Freddy Gallina per ricordo. Il corpo fu caricato nella jeep della vittima a cui fu dato fuoco. Cataldo restò nel deposito per ripulirlo del sangue. Il giorno dopo Cataldo raccontò di aver saputo che Giambanco aveva intascato 10.000 euro. Scherzando disse che avremmo potuto perquisirlo per cercare quei soldi. Il pentito Gaspare Polizzi, che partecipò al delitto, raccontò della supplica di Giambanco, chiedeva di essere risparmiato. Non ho fatto niente, urlava, ma per la condanna a morte bastava un sospetto. Giambanco era ormai considerato una scheggia impazzita. Freddy Gallina conosce i segreti della mafia sotto il regno dello Piccolo, di cui era un fedelissimo. Conosce anche le relazioni e gli affari che correvano fra Palermo e Trapani. E sempre il Gallina, il 19 marzo del 2008, fu arrestato dopo un breve periodo di latitanza nell'ambito della cosiddetta Operazione Tsunami, manovra investigativa che aveva permesso di accertarne il ruolo di reggente della
famiglia mafiosa di Carini in quanto collettore delle direttive inerenti alla gestione dei lavori pubblici, l'imposizione del pezzo, il proseguo dell'attività infoinvestigativa esperita nei suoi confronti permetteva di acclarare che si fosse recato negli USA. Freddy Galline, figlio di Salvatore Giarreggente della famiglia di Carini, è catturato nel 1997 da latitante essendo implicato nel sequestro ed uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. Confiscato l'impero immobiliare da 40 milioni di euro a Giovanni Pilo, 83 anni, uno dei palazzinari di Cosa Nostra degli anni 70 e 80, uomo d'onore del mandamento di San Lorenzo, condannato a 7 anni nel maxi processo istituito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Pilo, agli ordini dei corleonesi di Totò Riina, fu uno dei protagonisti dell'urbanizzazione selvaggia di Palermo. La direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di confisca nei confronti dell'imprenditore palermitano residente in provincia di Roma. E il Tribunale di Agrigento, accogliendo la richiesta del PM della DDA di Palermo, Geri Ferrara, ha disposto la confisca del patrimonio stimato in circa 8 milioni dell'imprenditore di Porto Empedocle Giuseppe Burgio, re della distribuzione alimentare nell'Agrigentino. Del tesoro sequestrato in primo grado, i giudici hanno restituito all'imprenditore la società New Project. La misura di prevenzione patrimoniale segue l'indagine della direzione distrettuale antimafia che contesta a Burgio, già arrestato nel 2018 per bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia dei beni e riciclaggio. Nel provvedimento, che confisca beni immobili, conti correnti, auto e attività imprenditoriali dell'indagato, i giudici sottolineano i rapporti consolidati che legavano l'imprenditore ai vertici della mafia agrigentina. I giudici descrivono Burgio come un imprenditore perfettamente calato in una realtà sociale profondamente condizionata dal fenomeno mafioso e convinto che venire a patti con i clan fosse un costo di impresa inevitabile. Operazione Arcobaleno, 14 persone arrestate per droga e detenzione di armi tra Misilmeri, Carini, Palermo e Siracusa. C'è il servizio. Associazione a delinquere, detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Sono queste le accuse mosse a vario titolo dalla Procura di Palermo ai 14 indagati dell'operazione denominata dai Carabinieri Arcobaleno. I militari della compagnia di Carini hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare con cui il GIP, al termine di un'attività investigativa durata circa un anno e incentrata sui comuni di Carini, Palermo, Misilmeri e Siracusa, ha disposto il carcere per 7 persone domiciliari per ulteriori 7 persone. Tutto è iniziato con una rapina risalente all'agosto 2018 nella tabaccheria New Miramare di Carini e dalla successiva perquisizione in un appartamento dove sono stati trovati 37 grammi di cocaina, quasi 5.000 euro in contanti ed una pistola. Da quel giorno i carabinieri hanno seguito e investigato sul conto di alcuni soggetti, ricostruendo i loro ruoli all'interno di un'organizzazione in cui anche le mogli degli indagati, dopo qualche arresto, sarebbero subentrate per non interrompere il lucroso business della marijuana. In poco più di un anno sono stati sequestrati quasi 5 kg di marijuana e circa oltre 500 piante. Nel corso dell'attività di indagine tra l'estate del 2018 e l'aprile 2019 i carabinieri avevano già arrestato 5 indagati e ne avevano denunciati ulteriori 5, scovando nel frattempo anche 3 piantagioni e sequestrando 3 pistole, tutte armi secondo gli inquirenti che sarebbero servite per eventuali rapine come quella alla tabaccheria New Miramare. Tra pedinamenti e servizi di osservazione militari, spiegano dal comando provinciale, avrebbero accertato l'esistenza di una continua strutturata attività di produzione e coltivazione di marijuana a Carini e Palermo, con spaccio in forma itinerante, oltre a una precisa divisione di compiti e ruoli tali da configurare specifica responsabilità sotto il profilo associativo. Ecco l'elenco dei 14 soggetti sottoposti all'arresto. Antonino Francesco, la mattina, 24 anni, di Palermo e domiciliato a Carini, percettore tra l'altro del reddito di cittadinanza. Pietro Lazzara, 49 anni, anche lui domiciliato a Carini e anche lui percettore della misura di sussidio statale. Claudia Bondi, 43 anni, anche lei nata a Palermo e domiciliata a Carini, percettore del reddito di cittadinanza. Fabio Da Ricca, 43 anni, di Carini, già detenuto. Elisabetta Pistone, 28
26 anni di Carini, anche lei percettore del reddito di cittadinanza, Salvatore Passantino 49 anni, di Misilmeri, Giuseppe D'Aricca 31 anni, e poi ecco i soggetti invece che vanno ai domiciliari: Vincenzo Crisenza 52 anni, nato a Palermo e domiciliato a Carini, Domenico Bellomonte 26 anni, anche lui percettore del reddito di cittadinanza, Jonathan Lucchese 28 anni, di Palermo, Caterina Sansone 39 anni, anche lei di Carini e percettore del reddito di cittadinanza, Rosa D'Aricca 48 anni, di Palermo, percettore del reddito di cittadinanza, Rosalia Martina D'Aricca 21 anni, di Palermo, percettore della stessa misura, ed Emanuele Di Filippo 28 anni, di Carini, anche lui percettore del sussidio statale. Dell'operazione Arcobaleno condotta nella notte dai carabinieri del comando provinciale di Palermo mi preme evidenziare due aspetti. Primo, i risultati complessivamente conseguiti: 14 misure cautelari, ma anche nel biennio tra il 2018 e il 2019 5 arresti in flagranza di reato, altrettante denunce in stato di libertà e il rinvenimento soprattutto di 3 distinte piantagioni di cannabis, con il sequestro di centinaia di piante, di decine di chili di stupefacenti e di 3 pistole che erano nella disponibilità degli indagati. I successivi sviluppi investigativi condotti dal nucleo operativo della compagnia sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno poi consentito di delineare quella che, secondo il quadro accusatorio, è una struttura associativa stabile e ben collaudata nel tempo, dedita alla produzione, alla coltivazione e allo spaccio di marijuana tra Carini e Palermo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Appena arrivato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a settembre 2019 è esplosa la polemica sul caro voli in Sicilia e da subito mi sono messo al lavoro per trovare una soluzione a questa polemica. Oggi, appena dopo la mia riconferma, la bella notizia: finalmente quell'idea delle tariffe sociali è legge. A renderlo noto il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Per la prima volta in Italia studenti e lavoratori fuori sede, disabili gravi e gravissime, chi per curarsi è costretto a spostarsi in altre regioni viaggerà da e per Catania e Palermo con sconto del prezzo del biglietto del 30%. Quella delle tariffe sociali è la prima risposta concreta per contrastare il caro voli in Sicilia, un problema che penalizza tantissimi siciliani e che nei periodi a ridosso delle festività fa lievitare i prezzi dei biglietti aerei in maniera incontrollabile. Mancano solo gli ultimi dettagli tecnici, a breve sarà online la piattaforma dove, registrandosi, se beneficiari, i siciliani potranno accedere allo sconto del 30%. Il governo regionale, d'intesa con la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale, ha espresso parere favorevole alla stabilizzazione di circa 4.600 lavoratori AUSO. In proposito, gli assessori al lavoro Antonio Scavone, alle autonomie locali Marco Zambuto e all'economia Gaetano Armao commentano la stabilizzazione di tali risorse umane impegnate nei comuni, nelle aziende sanitarie provinciali e nelle camere di commercio dell'isola non comporta aumenti di spese e restituisce dignità a migliaia di famiglie siciliane. Il presidente della regione Nello Musumeci aggiunge: il voto favorevole costituisce una ulteriore importante tappa nel processo di fuoriuscita dal precariato di migliaia di lavoratori per troppo tempo rimasti pegno umano della peggiore politica. Proprio oggi un sit-in dei lavoratori AUSO in piazza del Parlamento a Palermo. Vediamo. Dopo 23 anni vogliamo ottenere magari la stabilizzazione perché siamo impiegati regionali a tutti gli effetti. Quindi oggi state protestando in maniera abbastanza vivace. La stabilizzazione. Cosa vi hanno detto? Che si spera, ma siamo stanchi. 23 anni e non è possibile, non è più possibile, non possiamo più lavorare in queste condizioni. Grazie. 23 anni di precariato. 23 anni di precariato, non esiste da nessun'altra parte sulla faccia della terra. Senza niente. Sì, sono tanti, tantissimi. Ormai siamo stanchi di questa situazione. Ora la speranza si dice che è l'ultima a morire, però adesso secondo me è l'ultima spiaggia, devono decidersi perché non possiamo continuare a stare in questa situazione. Voi chiedete ovviamente la stabilizzazione a breve? Sì, la chiediamo a breve, o meglio potremmo anche iniziare con l'integrazione che è un passo proprio per la stabilizzazione, ma prima avvenga meglio è.
Voi l'appoggiate e noi siamo là, rimanete lì. Ti piacciono le canzoni? Nuovi progetti in cantiere a Porto Empedocle per il settore turistico. Il nostro direttore Arturo Cantella. Assessore Di Betta, assessore al turismo al comune di Porto Empedocle. Come valuta questa estate che sta per arrivare, insomma un momento anche di una certa, passato il momento brutto, siamo in zona gialla, ecco, come iniziativa del comune di Porto Empedocle, cosa avete in pentola? Sicuramente dopo un'annata così difficile, un'estate altalenante, un inverno con la seconda e terza ondata prevista, abbiamo lavorato nella programmazione. Ovviamente il virus non è sconfitto, bisogna lavorare sul discorso del distanziamento, di tutte le restrizioni, però non mancano le idee, i progetti da portare avanti. Sicuramente sarà un'estate all'insegna dell'incertezza, valutando un po' tutte le varianti che si sono portate in questo momento avanti. Però il comune di Porto Empedocle, in virtù anche della sua vocazione turistica balneare, si sta organizzando, ci stiamo organizzando. Abbiamo in breve la presentazione di 2 progetti importanti che siamo riusciti a raggiungere, che sono quelli legati al GAL Sicani, che ristrutturerà un locale turistico adibito a associazioni turistiche della città, e la Prologo Umpli 2017-2020 con un progetto di rifacimento dei locali dell'ex biblioteca comunale adibita a centro meeting per il turismo. Estate sarà un'estate con delle attività statiche, sicuramente si attendono per capire bene se ci sarà il rinvio delle elezioni, però a prescindere il mio lavoro lo sto sviluppando anche ad affrontare la bella stagione. Sarà un'estate sì di turismo balneare ma anche culturale, con le associazioni stiamo lavorando un percorso turistico che sarà comunque un'estate particolare, questo lo abbiamo già messo in conto, però abbiamo una proiezione futura con il progetto Costa MSC che sarà di proiezione importante per la città di Camilleri, ma allo stesso tempo che si trova tra la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi. Lucio Dalla ci ha lasciato 9 anni fa, il 1° marzo. Oggi, 4 marzo, avrebbe compiuto gli anni. È proprio 4 marzo 1943, d'altronde, è anche il titolo di uno dei suoi brani più famosi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi 4 marzo ricorre il compleanno del grande cantautore italiano Lucio Dalla. In coincidenza con il Festival di Sanremo ci piace oggi ricordarlo, come hanno fatto tantissime radio che in contemporanea nazionale ci hanno trasmesso uno dei brani più famosi a quel Festival di Sanremo del 71. 4 marzo 1943, Lucio Dalla non vinse, ma si parlò di una vittoria morale. Oggi sarebbe il suo 78° compleanno e in calendario ci sono tanti eventi per
ricordarlo in tutta la nazione. La sua data di nascita diede il nome a uno dei brani più celebri, appunto 4 marzo 1943, con il quale partecipò al famoso Festival di Sanremo del 71. Quell'edizione però fu vinta dalla coppia Nada e Nicola Di Bari con la canzone Il cuore è uno zingaro. Il titolo originale della canzone sarebbe stato Gesù bambino, ma la censura glielo fece cambiare insieme a qualche frase del testo. Anche TVA ha voluto ricordare il grande cantautore riproponendo la sua canzone presentata al festival, che coincide proprio con la giornata di oggi, 4 marzo. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino all'ultimo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a Nina Nanna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Come nostro Signore, della sua presenza il ricordo più grosso, e tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bellino, per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino. Nuova statua di San Calogero ad Agrigento realizzata da Giuseppe Cacocciole. Adesso l'artista espone una sua nuova creatura al Palazzo dei Filippini. Arturo Cantella. L'artista Giuseppe Cacocciolo espone le sue opere a Palazzo Filippini. Una statua in cartapesta fa ben mostra di sé. Ricordiamo che giorni fa lo stesso artista aveva realizzato in un altro angolo della città un piccolo santuario con tanto di statua del Santo Nero chiusa in una vetrata inserita in una nicchia in pieno stile medievale. Stamani lo abbiamo sentito sulla sua opera realizzata ed esposta a Palazzo Filippini. Un monumento commemorativo alla figura materna, una figura così importante, così unica, che spesso e volentieri, vista la consuetudine, dimentichiamo praticamente l'importanza. Nasce dunque dalla volontà di commemorare con questo monumento appunto una figura molto cara. Si distingue in due parti questa scultura. La prima, dove vediamo una probabile madre che si avvicina
così come per porre un ultimo saluto alla mamma che consegna la volontà, una testimonianza per una futura procreazione e dunque per il conseguimento del genere umano. Successivamente vediamo ancora che dalla terra si sprigiona un'entità informe e quindi l'anima che va al creatore. Dunque alla terra ciò che è della terra, quindi la materia organica, l'anima ritorna al creatore, dunque all'Onnipotente. Come mai lei ha deciso di esporre queste sue opere qui ai filippini? Semplicemente per una sorta di passione, per condividere appunto con i miei concittadini ciò che può essere anche interessante e bello, quindi è inutile tenerle a casa così, diciamo, come collezione privata. Volontà appunto era metterle in mostra, appunto, che altri potessero guardare, apprezzare, ammirare contenuti così leggeri, realizzati con materiale, diciamo così, di risulta, perché è cartapesta alla fine. Sì. Quindi far capire che anche con pochissimo materiale si riesce a dare forma a delle strutture anche belle. Questo è un prototipo. Quindi la struttura in cartapesta è semplicemente messa in questo contesto per presentarla alla cittadinanza. Successivamente ci sarà una raccolta fondi per realizzarla in bronzo, dove speriamo venga posta sullo spazio antistante del cimitero. Ricordiamo sempre che è un monumento commemorativo. Grazie. Prego. Volley B1, la SEA Paragona vince a Santa Teresa Riva, termine di match spettacolare 3-1, un mercoledì da Leonesse per la squadra di coach Massimo Dagioni, in rimonta nella gara di recupero della seconda giornata di andata del campionato di Serie B1 Girone E. Con questi 3 punti il sestetto del presidente Lino Di Giacomo sale in classifica a quota 12 punti e conquista la 4ª vittoria in 6 partite. Sabato prossimo, 6 marzo, alle ore 18, le 2 squadre si ritroveranno ancora di fronte al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento per la 7ª giornata. Ci sono le interviste. Avevamo detto nel pre-partita ci aspettiamo una battaglia, abbiamo tenuto fede alla lettera proprio, una partita durissima, intensissima, quest'anno così strano, così particolare. Veramente credo che l'aspetto più importante sia proprio quello mentale, prima ancora che fisico e tecnico. Infatti si vedono su tutti i campi dei grandi alti e bassi, una partenza noi ancora purtroppo shock, poi però di nuovo già nel primo set, che pure abbiamo perso, abbiamo ritrovato un pochino di ritmo, tant'è vero che poi ne abbiamo fatti 3 di fila con una fatica enorme, non ce lo nascondiamo, ma penso che la cosa più saggia sia proprio accettare anche di non essere perfetti, naturalmente lavorare per migliorare, ma essere molto pragmatici e cercare di portare a casa il risultato con le unghie e con i denti, come abbiamo fatto oggi. Un grande applauso a tutte le ragazze per tutto quello che ci hanno messo, a livello emotivo soprattutto. E la classifica alla fine tiriamo una riga, vediamo dove siamo arrivati e intanto testa bassa e pedalare, perché è l'unica cosa da fare. È stata una partita molto impegnativa, si è visto il gruppo che siamo, che soprattutto nell'ultimo set, che era punto a punto, si è visto quanto ci compattiamo e siamo forti e unite. E mi ha fatto davvero tantissimo piacere vedere tutte quante in questo modo, perché ce lo meritiamo. E eravamo un po' sotto pressione perché è normale, è il gioco, però ce la siamo, direi, molto cavata. E io sono molto orgogliosa sia del coach Massimo, che mi sta facendo allenare anche su questo, e sono felice anche di dare un aiuto anche alle mie compagne. Io voglio soltanto dire che questa sera è uscita la squadra, quella che ci è mancata nelle ultime partite e probabilmente anche nelle prime, perché quella grinta che si è vista stasera penso che nelle altre partite non si sia vista, quindi sono molto contenta, molto soddisfatta, perché era una partita
importante, come dici tu, per la classifica. Adesso, come ci siamo dette con Serena nell'abbraccio finale, ripartiamo da qui perché vogliamo continuare su questa scia. Era una partita difficilissima e io sono veramente molto contenta di quello che abbiamo fatto. Io penso che questa cosa oggi fosse dovuta più a una pressione, no? Perché comunque sapevi che questa partita non la potevi sbagliare, probabilmente siamo umane, quindi penso che questa pressione ci fosse, giusto o sbagliato purtroppo c'è stata. Siamo però state brave secondo me a risalire perché era molto importante con loro riuscire anche a entrare in partita il prima possibile. Ripeto, io nonostante il primo set e qualche situazione un po' così da sistemare sono molto contenta e molto soddisfatta. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.